sono circa 3 chilometri, non più di 4.000 passi a dividerle. Una piccola distanza attraverso cui scorre e vibra tutta la tradizione di questo territorio. L'uomo non osi unire ciò che Dio ha diviso. Buon pomeriggio da Giampaolo Pasqualino, amiche e amici del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti e di Vivo Azzurro TV, dallo stadio Guido D'Ippolito. C'è il derby Vigor Lamezia contro San Biase. Tutto pronto, andiamo a sentire i due tecnici. Con mister Tony Lio, allenatore del San Biase. Mister, siete in un ottimo momento, adesso arriva una partita che si presenta da solo. Le chiedo se questo entusiasmo può essere anche un'arma a doppio taglio in qualche modo, visto che in questo momento sembra davvero andare tutto bene per voi. No, vabbè, ma sicuramente siamo carichi perché dopo una vittoria contro la Vibonese ci ha dato ulteriori stimoli e fiducia in noi stessi, però sappiamo tutti che il derby è una partita a sé, è una partita particolare, si zera tutto e quindi affrontiamo sicuramente una squadra forte, è un derby, ci tengono loro, ci teniamo noi, quindi mi aspetto una partita combattuta per tutti i 90 minuti. Ecco. Mister, le chiedo anche naturalmente dell'atmosfera che si è respirata questa settimana, sicuramente in città, che è anche un po' il bello di questo sport, e anche abbiamo sentito manca ancora un'ora allo stadio, già inizia a scaldarsi un po' il fuori lo stadio. Sì, vabbè, il derby l'aspettano tutti, sia la gente di Nicastro che di San Biase, ecco, quindi mi auguro soprattutto che sia una giornata di sport come è stata la partita di Coppa Italia, perché c'era un'atmosfera bella, gli sfottò vanno bene ed finisce là. È normale che tutti quanti ci tengono a questa partita e mi auguro di vedere sicuramente lo stadio pieno. L'ultima, mister, poi la lasciamo andare. Le chiedo, rispetto alla partita di Coppa, naturalmente è cambiato tanto, e le chiedo che differenze ci saranno rispetto a quel match. Ma sicuramente è passato un mese di lavoro in più per noi, per la Vigor, ci conosciamo un po' meglio entrambe le squadre, quindi non so che cosa aspettarmi, ecco, perché non so che cosa farà il loro mister. Io so cosa faranno i miei, perché abbiamo preparato bene questi due giorni, perché alla fine sono rimasti 2 giorni, visto che abbiamo giocato mercoledì e abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli, e poi il risultato, come si sa, sono dei dettagli che ti spostano l'equilibrio a favore o a sfavore. Con mister Foglia Manzillo, allenatore della Vigor Lamezia. Allora mister, arriva finalmente questo derby al termine di una settimana intensa, piena di impegni. Intanto le chiedo un po' dal punto di vista emotivo qual è stata la risposta della squadra dopo la sconfitta. Ma non c'è stato nemmeno il tempo di pensare alla sconfitta, perché da giovedì già si parlava di questa partita, per cui l'abbiamo analizzata il giorno dopo. La testa già è a questa partita, quindi gela è dimenticata e pensiamo oggi. Il precedente in Coppa, di cui ha parlato anche lei in conferenza, è naturalmente ben impresso sicuramente nella testa di tutti coloro che sono stati in campo. Le chiedo, mister, da un punto di vista tattico cosa ci sarà di diverso, anche se ovviamente quella non era ancora la sua squadra, visto che sono cambiate tante cose. Ma diciamo che tatticamente le due squadre si conoscono, quindi non credo che cambierà tantissimo. Credo che da un punto di vista tecnico magari è cambiato qualche giocatore da una parte e dall'altra, e quindi vedremo un qualcosa di diverso da questo punto di vista. Anche da un punto di vista emozionale credo che, anche se era Coppa Italia, la stessa grinta, il furore agonistico che vedremo oggi è stato messo anche un mese fa. Quindi noi ci auguriamo in un mese di aver recuperato terreno nei confronti del San Biase. L'ultima domanda, mister, poi le lascio la preparazione del match. Le chiedo, a proposito dell'atmosfera, oggi giornata bianco-verde, ci si aspetta una risposta importante da parte del pubblico, se pensa che questo possa essere un fattore determinante. Ma lo sarà sicuramente. Un mese fa mi sono goduto la giornata, devo essere sincero. Ho allenato anche in piazze importanti e calde, però l'atmosfera che ho vissuto un mese fa, ed era agosto, fu straordinaria. Mi auguro di rivivere quella sensazione, chiaramente con un risultato diverso. Queste le parole dei due tecnici, Antonio Foglia Manzillo e Tony Lio, e anche il loro derby qui alla Lamezia, i biancoverdi contro i giallorossi, uno spettacolo nelle tribune. Questa è la parte destinata ai sambiasini, colori giallorossi che sventolano
nel cielo del D'Ippolito, casa condivisa per questa stagione vista la temporanea indisponibilità del Renda. Questo invece è lo spettacolo dei colori bianco-verdi, davvero un colpo d'occhio splendido per queste due tifoserie, match che ha già un precedente in questa stagione, Coppa Italia con vittoria del Sambiase per 1-0. E subito andiamo a vedere anche le formazioni che stanno per scendere in campo. Questo è il 3-5-2 di Foglia Manzillo con Verdoci, Del Pini, Sansone e Montebugnoli, Amendola, Marcellino, Coppola, La Vecchia e Danna, Mascari e Tandara. Queste le scelte di Foglia Manzillo, dunque fuori Guerrisi, fuori anche Spanò, parte dalla panchina, carta importante, pronta a subentrare. Questo è il 4-3-3 di Toni Lio, Giuliani, Frassono, Colombatti, Strumbo, Andronache, Cuamè, Marrello, Diogo, Costanzo, Perricci e Sueva. Questo è il 4-3-3 di Toni Lio, che lascia in panchina l'ex Abecron e anche Furiato, che però si è scaldato a lungo dopo il riscaldamento, quindi potrebbe anche esserci un cambio in distinta. Due formazioni che vengono da momenti totalmente diversi, come anche raccontato dai loro allenatori nel pre-gara. Sambiase che viene da 2 vittorie consecutive, l'ultima molto convincente. Vigor che invece ha perso sul campo del Gela 3-0. Gela che però in questo momento è in testa della classifica che andiamo proprio a vedere. Gela in testa con 10 punti, a seguire Savoia e Nuovi J Virtus con 8, Gelbison e Sambiase, Castronfavaro e Nissa a 7, poi a 6 Athletic Club Palermo, Vigor Lamezia, Milazzo, Vibonese, Regina, Ragusa, Paternò, Enna, San Cataldese e Ciriale e a chiudere il Messina con meno 7, dunque confermato quella che era il nostro sospetto, perché Sueva non ce la fa, al suo posto gioca Furiato ed ora avevamo visto bene perché Furiato aveva intensificato da solo il riscaldamento. Allora questa sicuramente è una perdita importante per il Sambiase, dunque dentro Furiato e non Sueva. E allora mentre suona l'inno della Vigor Lamezia andiamo a vedere anche il turno di quest'oggi, quinta giornata. Gelbison, Milazzo, Messina, Paternò, Nuova J Virtus, Enna, Ragusa, Nissa, San Cataldese, Città di Gela, Savoia, Regina, Vibonese, Castronfavara, Vigor Lamezia, Sambiase, che è la partita che trasmettiamo oggi per il canale della Lega Nazionale Dilettanti, Athletic Club Palermo a Ciriale, che inizierà però alle ore 16. Approfitto per raccontare anche la squadra oggi. Trasmette questo incontro, camera di campo affidata a Giovanni Seali, regia di Marco Bella, camera principale Andrea Puleo, con il coordinamento giornalistico della Lega Nazionale Dilettanti. Dicevamo degli umori contrapposti, anche due squadre che partono naturalmente con presupposti diversi. Per la Vigor è un ritorno, la Lega Nazionale Dilettanti, Vigor che ha una tradizione importante, anche militato nella terza serie italiana. Sappiamo tutti ciò che è accaduto con il tentativo di unire nell'estate del 2020 Vigor Lamezia e Sambiase attraverso la creazione dell'FC Lamezia, tentativo che però ha dovuto fare i conti con la tradizione di queste due società, che hanno dovuto poi ripartire in maniere differenti. Sambiase nato poi dalle ceneri della Promo Sport, prodato in Serie D dopo un'annata strepitosa condotta da Claudio Morelli, numeri strepitosi per quel campionato di eccellenza, miglior difesa d'Italia con soli 8 reti subite,
1170 minuti di imbattibilità, 13 gare consecutive senza subire gol. Tanto lo sta reggendo già anche sugli arbitri e gli assistenti, andiamo a raccontare. L'arbitro è Simone Palmieri di Avellino, assistito da Gabriele Federico di Agropoli e Vincenzo Pone di Nola. E le squadre sono anche in campo con una maglia particolare, perché in occasione del derby indossano le magliette ufficiali della Walk for the Cure, iniziativa a sostegno della ricerca sul cancro per sensibilizzare il pubblico presente e la comunità sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del sostegno alla ricerca scientifica contro il tumore al seno. È sicuramente un messaggio importante al quale ci sentiamo di accodarci. Ma adesso le squadre sono sul cerchio del centrocampo e c'è lo spettacolo delle due curve, o meglio della tribuna e della curva sambiasina. È chiusa la curva tradizionalmente ospitata dal tifo organizzato dal settore più caldo della squadra bianco-verde. Sostenitori del Sambiase che invece trovano posto nel settore ospiti sventolando bandierine a scacchi giallorosse. Vigor che indosserà il completo nero con bordini verdi. Sambiase che invece indosserà la divisa bianca. Detto del percorso che ha portato il Sambiase in Serie D, importante anche menzionare lo scorso torneo, è stato davvero sorprendente per la squadra ospite, si fa per dire naturalmente, che da neopromossa ha fatto un campionato importante, chiudendo al quarto posto e perdendo la semifinale playoff. Dall'altra parte invece importante promozione per la Vigor, che è tornata nei dilettanti, palcoscenico minimo sicuramente per una piazza come quella vigorina. Sentite l'atmosfera del D'Ippolito. Adesso tradizionali foto di rito per entrambe le squadre. E poi si inizia a fare sul serio per il derby di Lamezia Terme. Vigor contro Sambiase. Ove mai ce ne fosse bisogno, naturalmente i recenti fatti nella nota questione Saladini hanno aumentato la rivalità, che naturalmente deve rimanere solo e soltanto sul piano sportivo. In tal senso pacifico e colorato il corteo che ha portato tifosi sambiasini proprio da Sambiase al D'Ippolito. Settore ospiti totalmente pieno in ogni ordine di posto, anche la tribuna centrale. E allora primo pallone che sarà giocato dal Sambiase, che attaccherà da sinistra a destra. E allora si parte, buon derby da Giampaolo Pasqualino e buon Vigor Lamezia Sambiase. Primo possesso la squadra di Lio, gioca con Frasson, tocco per Strumbo, ragazzo scuola Catania, ha fatto anche esordio in Coppa Italia contro la Juventus di Gigi Del Neri. Parliamo naturalmente di una vita fa. Kouamé, bello il sombrero di Kouamé, palla poi subito giocata in verticale da Perricci, si conquista il primo calcio di punizione, lo abbatte Sansone.
centrale dei tre. Giornata molto calda alla Mezia, anche se caratterizzata dal tradizionale vento che spira forte da queste parti. Adesso serie di scontri fisici mezzo al campo. Marcellino è andato a vendicare un duro colpo, almeno si fa per dire, subito da Mascari. Fallo però era quello precedente, subito da un giocatore del Sambiase. Allora calcio di punizione. Difesa alta della Vigor. Palla giocata per la sponda di Diogo, sputata fuori dalla difesa della Vigor. Eccolo Diogo, portoghese, tacco dell'ex Vittoria. Palla buttata fuori, Danna, preferito a Guerrisi. Calcio di punizione, buono, acquistato in mezzo al campo dalla Vigor. Mister Foglia Manzillo, parlato dell'atmosfera del D'Ippolito, lui che ha vissuto anche piazze importanti, anche 13 presenze tra i pro per lui, allenato tra le altre Casarano, Campobasso, Nardò, Unipomezia, Marcianise. Foglia Manzillo, adesso altro duro colpo, c'è a giocare l'arbitro Palmieri. Quamè poi si gira, bella giocata dell'8, poi ripulisce bene questo pallone Sansone. Ascari ancora a terra e si scalda il D'Ippolito. Ascari ha qualcosa da dire a Simone Palmieri. A battere Danna, che restituisce sportivamente il pallone a Giuliani. Numero 1 Sambiasino, che indossa cappello perché il sole batte proprio verso la sua porta. Strumbo in verticale. Seconda palla Sambiase, Diogo. Arriva Andronache, eccolo l'Italo Moldavo. Palla di prima. Buona giocata per Costanzo, occhio al 10 che è pericoloso. Costanzo, palla in mezzo, il tiro! E il Sambiase a concludere per la prima volta verso la porta della Vigor. Ci ha provato proprio Furiato. Una palla da esterno a esterno, in equilibrio precario. Furiato ha trovato lo spazio ma non la coordinazione. Chiamato a sostituire Sueva, ha fatto molto bene l'ex Ciriale fino a questo momento. Adesso altro duello in mezzo al campo, La Vecchia da allargare per Amendola. Del Pin, ecco il 27 per Amendola, verticale, buono il gioco a due a liberare la corsa di Marcellino, palla che però si perde. Buona però questa giocata, 5-2, importante il lavoro di raccordo delle punte, in questo caso Tandara e Mascari dovranno lavorare bene di raccordo.
Adesso gioco fermo, arriva la palla finalmente, Giuliani che può ripartire. Verticale di Giuliani, palla così così per Andronache, non riesce a tenerla. E Kwame che gioca da vertice basso, almeno così sembra in questa fase di gioco. Altro fallo guadagnato da Diogo, sta svariando tanto, si lamenta però Coppola. Profilo importante, si aspetta tanto da lui. La Vigor. Adesso si lotta a centrocampo, Mascari questa volta ne esce vincitore. Coppola in precario equilibrio, perde contatto col pallone, ritrova però Lamezia, ancora verticale, ancora Mascari, dribbling secco, intervento sul pallone. Kwame ancora ad alleggerire, palla dietro, palla avanti. Del Pini così così. Costanzo, occhio ancora alla sua velocità. Palla per Andronaca, Amendola deciso ma pulito, rimessa Sambiase. Pallino del gioco in questi primi 7, più in mano agli ospiti. Vigor che però ha creato qualcosa quando è riuscito a trovare gli attaccanti. Adesso bello stop, la vecchia, Mascari chiuso ancora da Kwame, sta porcando tante situazioni. Frasson chiede soccorso, Kwame col tacco, bella giocata, non lo segue nessuno. Coppola, Mascari ancora a lottare, lui a svariare un po' di più. Strumbo, palla non buona di Strumbo. Difensore esperto del Sambiase. Adesso non c'è ancora il fischio su Tandara. Kwame tenta la giocata, questa volta non gli riesce. Frasson, possesso Sambiase, aspetta e riparte la Vigor. Diogo, si abbassa lui questa volta da regista. Furiato tenta la giocata, ci riesce, palla che passa. Stanzo di prima per Perricci, prova il dribbling, Perricci non c'è nulla, protesta il numero 99 scelto al posto di Abecron. Classe 2006, ricordiamo in questa categoria 2005, 2006, 2007, almeno uno per ogni anno obbligatorio in campo per tutti i 90. Adesso buona l'azione tutta di prima del Sambiase, questa volta però non c'è il fallo su Costanzo, allora può ripartire la Vigor, spinta dal D'Ippolito. Adesso la vecchia trattenuto, Palmieri però sembra voler lasciare giocare. Strumbo porta su, Frasson, verticale da Kwame, Kwame che ha la sua fisicità, ancora Kwame, non c'è il fallo, c'è la rimessa per il Sambiase. Anzi sì, c'è il calcio di punizione.
Decisione un po' fiscale del direttore di gara, che aveva sino a questo momento lasciato giocare molto. Pallone ci sono i due esterni offensivi, e cioè Furiato e Costanzo. Va Costanzo, palla dentro, chiude la difesa della Vigor. Occhio a Diogo però che recupera un'ottima seconda palla. Diogo, palla dentro, ancora a liberare la Vigor. Deve essere stato proprio Mascari. Ritmi non altissimi, anche perché temperatura decisamente estiva qui in Calabria. Frasson porta su, buono il blitz questa volta di Montebugnoli, cerca la verticale per Mascari che va giù ancora a aprire un duello personale col direttore di gara. Agostino Mascari, reo di non aver fischiato più di un intervento su di lui. Adesso Kouamé, bella giocata con la suola, ancora Kouamé a nascondere il pallone. Numero 8, grande tecnica. Giocatore di struttura, ma anche di passo. Adesso brutta questa palla. Giocata dal Sambiase, molto male. Allora si riparte. Marrello ha sbagliato un appoggio abbastanza elementare, anche se sono stati per le interviste sul terreno di gioco non in perfette condizioni, un po' duro il manto del D'Ippolito. Amendola a battere, cercare la spizzata di Delpin. Sansone senza Fronzoli in avanti, occhio alla seconda palla. Diogo, Costanzo è partito, occhio sul secondo palo, sta arrivando Furiato. Costanzo a cercare proprio lui, palla corta. Allora vediamo se riparte la Vigor. Amendola, Coppola vuole ragionare. Sansone, Montebugnoli, ancora da Sansone. Coppola in verticale, Tandara, bello il gioco a due a liberare, poi Mascari che sta svariando tanto, prova il dribbling, chiuso ancora una volta da Strumbo e l'ha seguito fino a lì. Marcatura vecchio stile quella di Strumbo. C'è il primo corner per la Vigor Lamezia, batterlo va Danna. Traiettoria a uscire, gioco però 2, la vecchia è uno schema per Marcellino. Marcellino sul secondo, Delpine di testa, la palla che passa, Kouamé salva tutto, poi Marcellino. È una cosa difficilissima, ma è il primo tiro in porta vero e proprio della Vigor Lamezia. Minuto 15, ci ha provato con questa sforbiciata. Sempre a destra che però riesce a costruire qualcosa la Vigor. D'altra parte invece più a sinistra con Costanzo che si accentra tanto dentro il campo per venire a giocare quasi da sottopunta.
mentre Furiato parte più largo. Costanzo che tra l'altro ha deciso proprio con una rete il derby di Coppa. Adesso possesso Sambiase che con calma e pazienza sta cercando il vantaggio. Kouamé, palla verticale, difficile, esce bene. Erdosci, uno dei 3 under vigorini insieme alla vecchia, Danna e Delpin. Sono addirittura 4 quelli della Vigor, sono 4 anche quelli del Sambiase. Frasson, Andronache, Perricci e Furiato, che come detto ha preso il posto di Sueva, che si è fermato nel riscaldamento. Torniamo in campo con Marrello. Stavolta non sbaglia, Costanzo si gira, messo giù, calcio di punizione. Posizionato questa volta molto bene Palmieri. Sembrava starci il fallo su Costanzo. Sul pallone ancora loro due, Furiato e Costanzo. Il 10 e il 75. Costanzo dritto per dritto. La palla sbuca ma Verdosci c'è. Altro squillo del Sambiase. Andiamo a rivedere. La botta di Costanzo, palla che rimbalza, diventa insidiosa. Bravo Verdosci ad allungarla. Palla lunghissima, Kouamé deve impegnarsi per tenerla in gioco, non battuto bene questo angolo. Kouamé, Frasson, sta giocando tanti palloni. Frasson da Kouamé, Kouamé, palla che gira. Seconda palla poi buona per Strumbo, che calcia al volo. E altra potenziale chance per il Sambiase. Iniziano a diventare tante. La rivediamo. Qui cross di, o meglio, buona giocata di Frasson, palla per Kouamé di prima dentro. Il pallo favorisce poi Strumbo, che trova solo la potenza. 20 sul cronometro, 0-0, più Sambiase che Vigor, ma non si sblocca il derby. Kouamé, saltato secco, danna da Frasson, c'è campo per Diogo. Frasson arriva come un treno, Diogo preferisce andare da Furiato. Furiato, doppio passo di Furiato, va via, Furiato dentro, Erdosci con i piedi. Adesso aumenta i giri del motore il Sambiase. Sulla palla ancora Costanzo e Furiato. Va Furiato, palla che gira, Kouamé non la trova.
poi riesce a liberare Coppola. Del Pin adesso può respirare dopo qualche minuto di affanno la Vigor. Sansone, Del Pin, palla per Amendola che va ancora da Del Pin, verticale a cercare Tandara, questa volta si era abbassato senza fortuna. Buono l'anticipo di Montebugnoli. Tandara abbattuto da Kwame, non c'è nulla. Montebugnoli fuori posizione, ma ormai aveva proseguito la corsa. Adesso recupera il suo posto da braccetto sinistro. Bella la giocata di tacco di Tandara che non trova Mascari. Adesso si gira bene, benissimo per Ricci. Poi sbaglia la cosa più facile, cioè l'appoggio. Adesso prova a riprendersela. Generoso, impressione il 99. Amendola ancora a cercare Mascari, Strumbo. Andronache di testa, Del Pin. Ma se adesso non bellissima, palla che poi finisce a Giuliani. E di nuovo si riparte a destra con Frasson. Kwame, ancora grande giocata su Danna. Marrello trattenuto da Coppola. Colombatti. Andronache, Diogo verso Costanzo, esce bene Erdosci. Amendola, cercare Tandara, non lo trova. Mascari non può arrivare su questa palla, fatica un po' in mezzo al campo a Vigor. Sin qui la fisicità di Kwame, la tecnica di Diogo, stanno avendo la meglio. Eccola adesso, affari spenti Diogo. Sterza, palla poi a cercare Costanzo, era un po' a metà strada però tra il 10 e Perricci. Libera bene Sansone che sta giocando un'ottima gara fino a questo momento. Frasson, bello il sombrero. Danna poi deciso, recupera il pallone, la rimessa è nera, ma cambio, fallo fischiato. Si arrabbia un po' Danna, il direttore di gara. Capita spesso di vedere fischiata questo tipo di infrazione. Voleva sorprendere la difesa maglia bianca. Adesso Mascari sbaglia il cambio di gioco. Andronachi a liberare. Subisce fallo però Sansone, poi qualcosa da dirsi con Perricci. Due vengono un po' muso a muso. E allora si riparte con Montebugnoli. Del Pin. Ancora il 27. La Vecchia e Sansone. Altro lancio
preda però della difesa ospite. Danna, vediamo se prova a partire lui. Campo però lo tradisce sulla sterzata. A me la mette fuori perché c'è a terra Colombatti. Adesso ne approfittano un po' tutti i giocatori in campo per dissetarsi. Adesso hanno qualcosa da dirsi anche Foglia Manzillo e Tony Lio. Si scambiano però il 5. Niente di grave. Importante mantenere sempre chiaramente profilo basso dal punto di vista agonistico, quantomeno in panchina. Visto che questo match ha già una carica emotiva di suo. Adesso la rimessa sarà della Vigor, che verosimilmente restituirà il pallone a Sambiase. Così è. (27-0-0). Strumbo. Frasson. Palla a cercare Furiato. Adesso Sambiase sembra stare un po' tirando il fiato. Igor che prova a uscirne. Frasson. Buona la chiusura. Marrello. Da Frasson. Verticale. Fa correre Furiato. Palla che non si ferma. O meglio, palla che sì, rallenta la sua corsa grazie al vento. Volevo dire che non esce. Alla fine fallo di Furiato su Montebugnoli dopo un inizio poi in apnea. Adesso sembra aver preso le misure al suo avversario. Verdosci ancora a cercare Andara, non trova spazio e tempo per intervenire. Marrello da giovane Andronache. Ancora verticale Colombatti che si è ripreso con la testa da Quamè. Marrello, Diogo. Costanzo sposta e va. Amendola però lo ferma bene questa volta. Pulito sulla palla. Marcellino. Non si è visto tanto. Numero 8. Adesso rimane giù. C'è esperienze importanti. Il Placido Marcellino con Biancavilla, città di Sant'Agata e Licata. Qui un po' stretto. Poi c'è adesso questa palla lanciata all'indirizzo di Verdosci. Dicevamo proprio del classe 2002, su cui ha trovato poco spazio per la sua tecnica. Adesso c'è un altro giocatore a terra, trattasi di Furiato. Ha chiesto l'intervento dello staff medico del Sambiase. Adesso sembra aver subito probabilmente un pestone. Intervento proprio sull'avampiede. Adesso virtuale cooling break per tutti i 22.
Sambiase che ha già dovuto rinunciare a Sueva. Adesso cercheremo di capire se Furiato potrà proseguire oppure no. Sembra comunque in grado di proseguire. Adesso temporaneamente lascia il campo Luigi Furiato, uno dei volti nuovi del Sambiase, lui settore giovanile del Modena, i due campionati al Trebisacce, nell'ultima stagione addirittura 19 reti per lui e vittoria, il campionato di promozione. Già stato decisivo in questo campionato a Ragusa con rigore procurato e assist per Frasson. Adesso rientra Furiato. E possesso Vigor. Verticale per Amendola. Si sta proponendo più di Danna sull'out di destra. Del Pin, Sansone, Montebugnoli, La Vecchia, scarico, Sansone, Del Pin, di prima La Vecchia, buona giocata, ancora col mancino, Sansone, pressione alta del Sambiase, Sansone non può che andare in verticale, ma Strumbo fa buona guardia su Mascari. Stanno lavorando bene i due centrali del Sambiase. Adesso Coppola a lottare in mezzo al campo, guadagna un'ottima rimessa laterale, una situazione potenzialmente pericolosa. Sansone, Amendola a far correre La Vecchia, che però non era partito. Perricci anticipato da Sansone, Cuame, ma c'è gioco pericoloso, fischiato, almeno questo ci è parso. Perricci ha alzato un po' troppo la gamba. Montebugnoli, Sansone, Del Pin da La Vecchia, piedi sulla linea laterale, Coppola verticale per Amendola che può correre, liberare la sua velocità, chiude Colombatti. Questa era una bella trama della Vigor Lamezia. Amendola vuole andare una rimessa lunga, invece poi corto da Mascari. Palla dentro a cercare Tandara. Adesso Del Pin è toccato, c'è di punizione. Ricci ha messo fallo. Adesso movimento nella panchina Sambiase. È pronto un cambio perché Furiato non ce la fa. Dunque fuori Furiato, dentro Francisco. E dunque sfortunata squadra di Tony Lio, stretta a spendere un cambio. Furiato aveva già sostituito Sueva che, come detto, si era fermato nel riscaldamento. Dentro dunque Claudio Francisco, ragazzo angolano,
stato uno dei migliori del campionato, la maglia del Sersale, ragazzo dotato di grande rapidità. Intanto torniamo in campo perché calcio di punizione per la Vigor, già liberato però la difesa del Sambiase. Dunque dentro Francisco, fuori Furiato, sbaglia il primo tocco della sua gara Francisco. Montebugnoli, Coppola, Diogo chiudere, ancora Coppola, Francisco, Uamè, va via, non c'è nulla. E allora Montebugnoli può ripartire. Adesso fase di gara non bellissima, cui però Vigor Lamezia pian piano sta trovando coraggio e possesso dopo un inizio marca sambiasina. Montebugnoli, tradito dal campo. Frasson, Francisco, occhio alle sue accelerazioni, chiuso da Coppola, bene, adesso Amendola può ripartire, in verticale per la vecchia che sbaglia il controllo. Marrello, da Colombatti, larga per Andronac, un pallone difficile, Andronac che fa il massimo ma non riesce ad evitare la rimessa in zona offensiva per la Vigor. Amendola, Mascari, protegge, ancora Mascari, mette dentro, calcio d'angolo per la Vigor. Battere la vecchia. Salgono i tre centrali del PIN, Sansone e Montebugnoli. Vecchia sul primo palo, Tandara col tacco! Esterno della rete e rimessa dal fondo. Provato il gol alla Roberto Mancini. C'è l'intesa tra Giuliani e Strumbo. Andiamo a rivedere. Sembra proprio una giocata voluta. Sta di la vecchia cercare l'attaccante romeno. Palla finisce fuori. Si è provato Madeline Virgin Tandara. Lui carriera importante, partita con l'Under 17 della Salernitana, Under 17 e Under 19 naturalmente. Torniamo in campo proprio perché è partito Francisco, cross dentro, Sansone ancora una volta messo bene, adesso torna a spingere Sambiase, Andronache chiuso il suo tocco in avanti, Stanzo prova a liberarsi, Amendola spazza via, poi Tandara a lottare, Mascari prova il pressing su Marrello, calcio di punizione. Dicevamo di Tandara che ha vestito tante maglie, Vulturio Nero, Taranto, Gelbison, Agropoli, Santa Maria Cilento, con cui ha segnato 15 reti, è stato vice cannoniere del girone I stagione 22-23. Anche la Vibonese ha fatto 13 reti in 30 presenze. Lo scorso prima Angri, poi Nuovi J Virtus,
nel girone di ritorno Palmese sempre in D, 29 partite con 3 reti all'attivo. Sicuramente è un profilo importante per la Serie D, ragazzo che conosce anche bene questo girone, ha giocato in tante piazze importanti. E da cui passano sicuramente le fortune della Vigor. Gara bloccata, classica da derby. Francisco prova a lottare, è entrato bene però, numero 11 angolano, guadagna una rimessa laterale. Frasson con le mani, Perricci a lottare, prova ancora il sombrero, non c'è spazio però, si gioca sempre sulla destra. Frasson non riesce a tenere la palla in campo, la rimessa è della Vigor. La Vecchia, chiuso da Colombatti. Stanzo prova a girarsi, non c'è spazio però. Mendola sbaglia il controllo. Errore tecnico, anche se come detto terreno di gioco che non aiuta sicuramente i 22 in campo. Colombatti, verticale sbagliata. Coppola, La Vecchia, suola e via, è passato La Vecchia sta arrivando Amendola, cross sul secondo palo, troppo lungo, arriva Danna, vediamo se punta, sì, sposta, c'è luce per il cross, palla dentro, deviata, in controtempo Marrello, Amendola prova il dribbling, palla arretrata, ancora da destra a sinistra la Vigor, Danna, ancora Danna, finta e controfinta, palla dentro, si salva ancora il Sambiase, Del Pin prova ad anticipare Costanzo, non ce la fa, occhio che adesso si apre il campo, Costanzo un po' isolato, nessuno in suo supporto, la palla passa lo stesso da Perricci, occhio a Francisco che può correre, preferisce ragionare con Cuomè da Frasson si gira, chiuso da Marcellino, buona giocata, adesso Danna e Frasson hanno qualcosa da dirsi, sono parole d'amore. Con me poi va a proteggere il compagno, poi Mascari fa lo stesso, adesso si alzano i toni in campo, come direbbe qualcuno, cose da derby. Del Pin, vediamo quanto sarà il recupero. Adesso Danna e Frasson, ancora loro due. Marrello, Frasson, 2 di recupero. Danna, andare ancora a lottare con Colombatti, Marrello, Danna, la meglio ancora il 6, Andronacche in verticale, Perricci a correggere, adesso non esce Verdosci, prova a infilarsi Costanzo, alla fine sbroglia tutto Sansone, comprensione qui tra Verdosci, Del Pin e Sansone, poi rilancio e uncinato da Cuomè. Colombatti per Strumbo in verticale, palla interessante per Diogo che si è inserito, occhio a Diogo, scivolata, palla che non è né un tiro né un cross, poi Marcellino, Danna, Coppola, cambio di gioco completamente fuori misura.
qualche fischio arriva dal Di Ippolito. Diogo, dribbling, palla per Kwame, occhio al limite, Francisco deve girarsi, ce la fa Frasson, il cross di Frasson completamente fuori misura. Mi racconta un po' il primo tempo più di lotta che di spettacolo che abbiamo visto al Di Ippolito, le squadre che ci tengono a far bene per le proprie tifoserie. Non c'è più tempo, si chiude il primo tempo tra Lamezia e San Biase sul punteggio di 0-0. Adesso intervallo per noi, ma vi lasciamo ai contributi del direttore generale del San Biase e del direttore sportivo della Vigor Lamezia, rispettivamente Perri e Caterino. Noi ci vediamo dopo per il secondo tempo con il direttore generale del San Biase, Perri. Allora, direttore, questo è un buon momento per il San Biase, adesso arriva una partita importante, le chiedo quanto può giocare l'emotività, visto che spesso e volentieri nei derby si sovvertono anche i pronostici. Tantissimo, magari come succede spesso queste partite per i primi minuti sono bloccate perché ognuno cerca di non perdere, però il fattore emotivo è importante, diciamo che noi siamo un pochino più esperti perché la categoria la facciamo già da un anno e speriamo di poterla portare a casa. Le chiedo anche, direttore, che 2 giorni sono stati di preparazione, visto che c'è stato anche il turno infrasettimanale, una settimana intensa, una settimana positiva comunque per voi. Sì, diciamo che le 2 partite che l'hanno preceduta siamo riusciti a vincerle entrambe. Speriamo di fare tris con la vittoria di oggi, se ci riusciamo, però le 3 partite in una settimana ci sono state anche per la Vigor Lamezia, quindi è normale che è dura sia per noi che per loro dal punto di vista delle fatiche. Le faccio una domanda anche, mister, sul settore giovanile, che è un tema che sta tanto a cuore al presidente e alle scuole calcio, se ci può raccontare un po' come procede il progetto del San Biase in tal senso. Il progetto del San Biase è iniziato 3 anni fa partendo dall'eccellenza, abbiamo costruito una squadra per la vittoria, ci siamo riusciti. Il tempo di assestarci l'anno scorso in interregionale, tra l'altro facendo un grosso campionato, quest'anno abbiamo un settore giovanile che l'anno scorso ha vinto tanto a livello regionale. Quest'anno siamo partiti con la scuola calcio, quindi con primi calci, esordienti, pulcini, coadiuvati da uno staff importante. Stiamo portando avanti questo progetto che per il territorio di San Biase è fondamentale per la crescita. L'ultima, direttore, le chiedo anche rispetto allo stadio Gianni Renda, se ci può dare qualche aggiornamento, più in generale quanto comunque vi manca a giocare nel vostro impianto. Tantissimo, è normale che è tantissimo, qua siamo ospiti al Di Ippolito, speriamo, per come ci dicono le istituzioni, il comune, che entro il 31 gennaio, tra dicembre e gennaio saranno ultimati i lavori in modo da poter rientrare nel nostro stadio. E al derby di ritorno poter ospitare il Lamezia. Sì, poter ospitare la Lamezia, però io penso che per lo status che ha raggiunto ormai il derby della Lamezia, anche il nostro stadio è piccolino, quindi non potrà ospitare tutte le richieste. Allora la ringraziamo, direttore, in bocca al lupo per questo derby. Con il direttore della Vigor Lamezia, Caterina. Allora, direttore, arriva finalmente questo derby, probabilmente uno snodo importante per dare un'accelerata a questa stagione. Sì, una partita importante perché è il derby, quindi i derby si preparano da soli, poi è normale che è una partita importante perché sono 3 punti in palio come ce ne saranno domenica prossima, quindi noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo da ogni gara a partire da quella di oggi. Direttore, una squadra molto cambiata naturalmente con il cambio di categoria, le chiedo a che punto siamo secondo lei nel processo di amalgama tra nuovi giocatori, staff e nuova dirigenza? Ma il problema principale è che siamo partiti dalla prima partita abbiamo 5 ragazzi over infortunati, che sono 5 giocatori importanti, quindi stiamo facendo un attimo di necessità virtù. Quando rientreranno tutti, l'amalgama c'è, a parte di tutti, vecchi e nuovi, siamo un bellissimo gruppo. Dobbiamo solamente recuperare gli infortunati, che ce li abbiamo fuori ormai da un mese e qualcosa, quindi una volta che ci saranno tutti sicuramente potremo dire la nostra in maniera definitiva.
A proposito di questo, direttore, le chiedo se si sente un po' anche di tracciare degli obiettivi rispetto al campionato della Vigor, che naturalmente non è neopromossa, ma è una squadra che ha una storia importante. No, ma quest'anno è il primo anno, siamo neopromossa, quindi il nostro obiettivo quest'anno è quello di fare un campionato per salvarci, un campionato tranquillo, poi vediamo un attimo dove siamo e poi tireremo le somme magari a dicembre. Però adesso dobbiamo mettere tutti dei mattoncini per cercare di ottenere la salvezza il prima possibile, perché è il nostro obiettivo per quello che riguarda quest'anno. E sicuramente il passo più importante, direttore, è garantire una continuità sportiva e una serenità societaria, e questa, diciamo, la direzione principale in cui sta lavorando la dirigenza della Vigor Lamezia dopo le turbolenze degli anni passati. Assolutamente, assolutamente, c'è una programmazione, quindi è normale che per quest'anno dobbiamo fare il primo step e poi abbiamo una società forte, a parte che sono tutti tifosi della Vigor, però è una società che vuole fare qualcosa, però dobbiamo farle sempre con il giusto equilibrio. L'ultima battuta, direttore, sul colpo d'occhio che oggi ci aspetta all'Ippolito da altre categorie. Eh sì, oggi sarà bella, come è stata bella in Coppa Italia, penso che oggi ce ne saranno ancora di più, quindi è un bellissimo spot proprio per lo sport e per il calcio di Serie D, perché non si trova da tutte le parti un pubblico così e quindi dovremo cercare di onorare questa gara nel miglior modo possibile. Allora, grazie al direttore e in bocca al lupo per il derby. Crepi, crepi.
Amiche e amici di Vivo Azzurro TV e del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, ben ritrovati al Guido di Polito di Lamezia Terme, dove tutto pronto per il secondo tempo tra Vigor, Lamezia e Sambiase. Il primo si è chiuso, come vedete, sul punteggio di 0-0. Occasioni per il Sambiase, almeno un paio importanti, non tante per la Vigor, che però negli ultimi 20 minuti ha guadagnato campo, ha giocato meglio rispetto a un inizio più a appannaggio dei sambiasini. Sambiase che ha dovuto rinunciare a Sueva per un problema di riscaldamento, suo posto Francisco. Non ci sono cambi all'intervallo, allora tutto pronto per ripartire. Ne approfittiamo anche per andarvi a leggere gli altri parziali. Messina Paternò 0-0, Gelbison Milazzo 1-0, Savoia 0, Regina 1, Ragusa Nissa 0-0, Vibonese Castronfavara 0-0, Atletic Palermo Acireale 0-0, IG Virtus Enna 0-0, San Cataldese Gela 0-0. Dunque due sole reti, quella della Gelbison e quella della Regina. Si riparte allora, inizia il secondo tempo del derby di Lamezia. Adesso sarà la squadra di casa ad attaccare da sinistra a destra. C'è un tocco duro di Tandara su Colombatti, che rimane a terra. Movimento nella panchina della Vigor. Tutto fermo invece. Sponda Sambiase. Adesso si riprende il numero 6. Si riparte. Strumbo. Mancino a cercare Francisco. La Vecchia. Col destro nel suo piede, palla comunque buona per Amendola. Tandara, controllo col braccio. Questa era una buona trama della Mezia. Quadrato proprio la Vecchia. Tanti problemi, come raccontato da Caterino, all'intervallo per la Vigor. Oggi ritrova però Curcio, Colella, entrambi però partono dalla panchina. Colella che però, come detto, ha dato forfait anche per la panchina. Ed è sicuramente un'assenza importante. Amendola. Cross sul secondo palo. Esce bene Giuliani. Ha iniziato a spingere il 29. Perricci a lottare con Sansone. Ancora Perricci. Buono il controllo per la corsa di Francisco. Francisco litiga un po' col terreno di gioco, poi alla fine guadagna la rimessa laterale. Frasson attacca sempre a destra Sambiase. Francisco. Frasson. Ora palla che passa per Francisco. Deve uscire Montebugnoli. Francisco non riesce né a crossare né a tenerla in campo. Ottimo intervento difensivo del figlio d'arte Montebugnoli. Lui giovanili del Bologna, poi tanta Serie D. Mezzolara, Carpi, Bastese, poi ultime due stagioni invece Serie C con Olbia e Sestri Levante.
34 e 30 presenze rispettivamente, dunque tanta esperienza per il numero 5 argentino. Tandara, c'è campo per Amendola che parte centralmente, tocco per Mascari, palla un po' a metà strada tra la profondità e la palla incontro, fuori gioco di rientro e allora possesso Vigor. Sembra aver iniziato con un altro piglio questa ripresa. Montebugnoli, Amendola di testa, Tandara ancora a lottare, la vecchia ci mette la gamba, Diogo poi per Ricci, bella la ruleta, scarico di suola, bella giocata questa volta di Perricci. Da attaccante di razza. Giuliani, palla a cercare Diogo, si impegna per tenerla, ce la fa, controllo in due tempi, buona la finta di Diogo, il cross in area di rigore, chiude ancora Montebugnoli, Marrello, Kouamé, Frasson, cerca ancora il passaggio per Kouamé, riesce a tenerla dentro Danna, che era partito a tutta velocità verso la metà campo del Sambiase. Giuliani da raccattapalle, servire il compagno. Marrello, Frasson, il cross senza difficoltà, può controllare Verdosci. Del Pin, Sansone, palla che rimbalza non benissimo. Montebugnoli, il pressing di Francisco è efficace, non riesce però a tenerla in campo. Elettrico però il ragazzo angolano. Kouamé, Frasson, bello il tunnel, passa Frasson, chiuso, Strumbo, Kouamé, verticale, Perricci a lottare, ancora Perricci, chiuso da Montebugnoli, bella giocata ancora del 5, palla che carambola dall'altra parte, Andronanche, Costanzo si è un po' spento nel primo tempo, vediamo se riesce a riaccendere il suo talento. Andronanche col sinistro sul primo palo, Perricci si calcia sul braccio, almeno questo ci è parso di vedere. Questa però era una buona situazione per il Sambiase. Montebugnoli, bella la finta, mandare fuori posizione l'avversario. Amendola, palla ancora per la vecchia, Coppola di prima, ma dove non c'è nessuno. Costanzo, ancora buono il gioco 2 con Diogo, Diogo può puntare, Diogo non gira la sua conclusione. Adesso occhio perché c'è giù Del Pin, mani sul volto, vediamo se si tratta di crampi, probabilmente sì. Giocato anche a Gela Del Pin. Intanto c'è un cambio per il Sambiase, fuori Andronanche e dentro De Cicco. Sostituzione per il Sambiase, esce con il numero 27 Andronanche Davide. Dunque Frasson trasloca a sinistra e Di Cicco
va a destra. Partita sufficiente tutto sommato di Andronache. Ragazzo scuola Cosenza, italo-moldavo. Cambio anche per la Vigor, fuori Del Pine, dentro Guerrisi. Dunque è Danna, giocherà da quinto a destra, Guerrisi invece va a sinistra. E Amendola a fare il braccetto, giocatore duttile. Tanti hanno questa caratteristica nella Vigor. Verticale per Perricci. Buona la giocata difensiva di Sansone. Poi lancia ancora a cercare Mascari, abbattuto dall'entrato di Cicco. Calcio di punizione. Sarà importante la spinta proprio di Danna e Guerrisi. Ci ha provato un po' nel primo tempo Danna, adesso dovrà farlo ancora però con lo stesso avversario, Frassone, che ha traslocato insieme a lui. Rimessa Vigor. Quamè in testa, Coppola a correggere la vecchia, ma ancora a trappionare Quamè. Poi Amendola capisce tutto, gioca sulla destra per Danna, Frasson lo chiude, poi duello fisico tra i due. Altra però buona giocata di Frasson, altro argentino come Colombatti. Per lui settori giovanili di Banfield e Lanús. Giocare su entrambe le fasce, ma anche in mezzo. Terzo anno al Sambiase, sempre impiegato da Tony Lio. 5 su 5 sia in campionato che in Coppa, e anche una rete per lui, come detto in precedenza, contro i Ragusa. Adesso si impegna Guerrisi per tenerla in campo, non ci riesce. De Cicco per Francisco, vediamo se passa Francisco, sì. Perricci si gira, cerca aiuto, non lo trova. Coppola, Perricci se la va a riprendere con forza. Perricci destro, non va. Buona giocata di determinazione e grinta però per Perricci. 2006. Lancio di Verdosci, seconda palla ancora d'appannaggio del Sambiase con Quamè. Diogo cerca di mettere giù Quamè, la che gli rimbalza malissimo, finisce in out. Tony Lio però si arrabbia col suo centrocampista
perché troppa fretta. Veramente però più passano i minuti, più diventa gibboso il terreno del D'Ippolito, non ne beneficia lo spettacolo. Strumbo, testa per Costanzo, sbaglia la porta, abbattuto da Danna, non c'è nulla. Danna con campo, fallo brutto su Danna di Marrello. Voleva interrompere l'azione di contropiede Marrello, non c'era riuscito perché era passata la palla di Danna. Il direttore di gara ha interrotto il gioco perché non si era sviluppata la transizione. Allora giallo per Samuele Marrello. Tanto gli applausi che sentite sono perché torna dopo il problema fisico Vincenzo Curcio. Fuori Coppola e dentro Curcio. Ed ecco la l'ovazione per Curcio. Da Metino Doc, classe 86, capitano ed anche ex di gara. Cambi anche nel Sambiase. Fuori proprio Marrello e dentro Calabro. Dentro anche Abecron al posto di Perricci, altro ex. E allora dentro i due ex come raccontato anche i due allenatori in conferenze stampa precedenti. I cambi sono fondamentali. Lì ho parlato addirittura di due gare, una che inizia e si conclude al 60°, un'altra che parte proprio dal 60° in poi. Rispettando proprio questa parola, ci si aspetta molto dalle sostituzioni. Calabro ha trovato anche una rete importante e molto bella contro la Vibonese. Attacca la Vigor, Guerrisi punta, ma fallo lo commette lui. Primo blitz difensivo proprio di Calabro. Con l'uscita di Marrello, il play lo fa Quomè. Calabro invece da Mezzala. Quomè ad allargare per De Cicco. De Cicco fino in fondo, campo finito. 63 ancora 0-0. Adesso fascia di capitano che è sul braccio proprio di Curcio. Tandara per la Vecchia che punta Quamè. Curcio
Prova a passare col tunnel, non ce la fa. Dare indicazioni alla vecchia. Sansone. Tentato spesso e volentieri questa palla verticale per le punte o sugli inserimenti delle mezze ali. Faticato però con la fisicità, soprattutto di Kouamé, e vincere i duelli nella metà campo offensiva, la Vigor. Adesso Curcio esce bene dal traffico, poi la vecchia sbaglia tutto. Allora Calabro, occhio che strappa, ancora Calabro con le sue lunghe leve. Guadagna il massimo nel traffico, una rimessa laterale. Frasson, Costanzo appoggia, Diogo, Calabro, vediamo se prova, no, allarga da De Cicco, il cross, palla che gira, troppo. Attacca a destra Sambiase. Spesso e volentieri però l'ultima palla viene giocata nella maniera corretta. Sicuramente adesso anche un po' di stanchezza per entrambe le squadre. Terza partita in una settimana. Mascari, toccato Calabro, calcio di punizione. Strumbo consegna il pallone al direttore di gara, guadagna qualche secondo. Altro cambio, è il momento di Staiano. Fuori la vecchia che ha svariato tanto. Non ha trovato però posizione in campo. Per pungere con la sua qualità dentro lo Staiano. Arrivato dall'Avezzano, per lui Foggia, Gavorrano, Gladiator, Nola e Triestina, già esperienze molto importanti. Adesso tocco ancora duro di Frasson su Danna, duello molto duro tra i due, qualche scaramuccia nel primo tempo, nulla di grave. Montebugnoli, Sansone, ancora palla in verticale, Costanzo, Abecron, controllo e verticale per Francisco, occhio che è passato Francisco, Erdosci, esce bene, palla che poi colpisce l'assistente, ma quando aveva già varcato la linea laterale, allora rimessa fidata a De Cicco. Francisco scivola al momento della conclusione. Mascari per Danna, Campo lo tradisce. Frasson, Costanzo, ancora a lottare Danna, se la voleva riprendere dopo l'errore, ha avuto però davvero un campo un po' in difficoltà, per usare un eufemismo. Adesso la conclusione improvvisa di Costanzo, del primo squillo di questo secondo tempo.
crampi per Costanzo, che in un fazzoletto ha controllato e calciato al volo. Poteva fare 2 su 2 nei derby. Gino Costanzo, classe 2004, terzo anno a San Biase per lui. Tifosi del San Biase che sono particolarmente legati al numero 10, che ha segnato un gol all'ultimo respiro contro il Soriano in eccellenza, gol che ha iniziato a rendere poi concreto il sogno promozione del San Biase. Vittima poi di un brutto infortunio Costanzo, già decisivo però, come detto, nel derby in Coppa. Adesso Danna scaglia con rabbia un pallone direzione Nicastro, molto nervoso il 25, partita di grande sacrificio però per lui. Montebugnoli, Guerrisi, controllo difficile, Calabro capisce tutto, ancora Calabro per Francisco, Kouamé, ancora con la suola, De Cicco, il cross di De Cicco, palla che è una traiettoria imprevedibile, deviazione che stava per ingannare Verdosci, De Cicco è rimasto anche giù, potrebbe essere calcio d'angolo. È così. Pallone Francisco, si è ripreso De Cicco, ha preso una botta dopo aver effettuato il cross. Aria Calabro, Colombatti, Strumbo, anche Frasson, Abecron naturalmente. In arrivo da dietro anche Costanzo. Adesso attenzione, Abecron ha colpito un avversario. Visto tutto però Palmieri, in mano il cartellino giallo. Adesso Verdosci chiede l'intervento anche dell'assistente. Terra c'è Curcio, due ex vittoria di gara che cerca di farsi spazio per capire le condizioni di Curcio, che probabilmente andrà ad ammonire Abecron. Adesso chiama a sé Curcio e Abecron, dice di aver visto tutto Palmieri. Giallo per Curcio e giallo per Abecron. Smatch importante a livello fisico tra Abecron e Curcio.
Vediamo se si può riprendere. Adesso va giù ancora Becron, invita a rialzarsi il direttore di gara. De Francisco sul primo palo, e questa è un'occasione clamorosa sprecata da Strumbo. Era tutto solo il numero 5, anzi era Colombatti, pardon, non Strumbo. Anzi, era proprio Strumbo. Tanto fuori Mascari e dentro Spanò. Come avete sentito, molto apprezzato dal pubblico vigorino Spanò. Torna a farsi sentire con forza la curva vigorina. Occasione dunque per Strumbo. Abbiamo visto bene, prima battuta. Era davvero tutto solo. Capitano di oggi del Sambiase. De Cicco per Francisco, c'è scampo, vediamo se riesce a tenerla. Pallone che però rimbalza sul terreno di gioco e diventa imprendibile. Andiamo a rivedere il colpo di testa. Ci togliamo anche il dubbio su chi abbia sprecato la chance. Ed è proprio Strumbo, tutto solo. Numero 5. Ed è la palla gol più nitida di questa ripresa. È una delle poche del match, a dire il vero. Noi siamo già al 76. Adesso fallo di Cuomè. Già ripreso il gioco, ma posizione da rettificare. Si arrabbia Foglia Manzillo. Sul punto di battuta c'è Curcio. Largo a destra Amendola. Vediamo se verrà cercato per poi provare la palla in area di rigore. Curcio, palla strana, quella del numero 18, messa fuori senza troppe difficoltà. La difesa giallorossa oggi maglia bianca. Danna, anticipato, secco da Colombatti. Amendola, Staiano, Frasson riesce a far uscire bene questa palla da una zona molto complicata. Poi Curcio, sombrero su Costanzo. Curcio rischia in una zona pericolosa. Francisco allarga da Cuomè, si fa vedere De Cicco. De Cicco per Labrò. Adesso qualche fischio di paura, pubblico di casa. Altra palla giocata in verticale. Squadre che adesso usano e non poco la stanchezza. Più paura di perderla, forse, che voglia rivincerla. Punti pesanti, sappiamo bene, quelli di un derby stracittadino.
molto sentito come quello di Lamezia. Staiano, c'è campo per Spanò, palla che rimbalza, Colombatti la allontana solo per un attimo. Staiano prova ad accelerare, Frasson ancora a chiudere, rimessa è della Vigor, ma c'è segnalazione, fallo schiato a Frasson, che comunque è un gran bel profilo. Classe 2005, Buenos Aires. E questa è una buona chance su Piazzato. 10 minuti al termine. Adesso si richiama l'attenzione del direttore di gara perché c'è un cambio richiesto da Tony Lio. Pronto a entrare Martino Coriano. Ma prima il calcio di punizione. Curcio, palla tagliata, non passa. Staiano la rende ancora buona per la Vigor. Curcio ancora dentro, chiude, Strumbo più in alto di tutti. Danna prova a girarsi e metterla dentro. Palmieri non si gira verso la panchina, adesso lo fa. Allora si può procedere al cambio tra Coriano, fuori un esausto Costanzo. Per il Santiase esce con il numero 10 Costanzo ed entra con il numero 72 Martino. Dunque dentro Coriano. Guerrisi prova a sfruttare la sua rapidità, qui rischia Montebugnoli, passaggio così all'indietro. Diogo prova a far correre proprio il nuovo entrato. Mendola però la legge prima. Curcio, palla verso Tandara, è ottima Tandara, la controlla, scarico, attenzione al rigore, la conclusione di Marcellino è debole. Qui grande stop di Tandara, davvero adesso si alza anche il coro dalla tribuna per la Vigor. Becron, tacco chiuso, spinge il D'Ippolito. Danna, Staiano, Spanò, non si è visto tanto, tacco adesso per Staiano, sbatte contro un muro, chiamato Cuomè. Davvero fisicità che fa la differenza in questa categoria, quella del numero 8. Sansone, Spanò, Danna, spaglia tutto, Staiano nella mischia, che esce vincitrice la Vigor, poi cross di Danna, palla che gira troppo, Tandara si impegna e ce la fa a tenerla viva, ancora la finta di Tandara, il cross col mancino, Spanò in rovesciata, ha cercato il gol della domenica e adesso Amendola chiama l'urlo del D'Ippolito. Rivediamo la ottima giocata di Tandara, ha saltato secco De Cicco, poi Spanò ha provato una cosa difficilissima correndo all'indietro. Adesso Verdosci sbaglia il controllo, palla che finisce
tribuna lato Vigor, pallone che non torna in campo, adesso sì, ne arrivano addirittura 2. Si può ripartire. 5 alla fine. Kouamé. Diogo. Chiude Sansone. Kouamé. De Cicco. Kouamé da Frasson, che adesso ha limitato un po' le sortite offensive. Frasson, palla dentro per Francisco, anticipato ancora da Montebugnoli. Spano prova a controllarla, poi duro l'intervento su Colombatti. E qui si arrabbia la panchina, intervento in effetti scomposto, quello di Spanò, non cattivo ma con nessuna possibilità di contendere il possesso. Si è ripreso Colombatti, che lascia la battuta a Giuliani. Adesso sembra avere più benzina la Vigor. Palla verticale per Coriano. Cerca un cross, si alza strano a Penander. Rimessa Sambiase. Kouamé per De Cicco con spazio, vediamo se lo prende. De Cicco litiga un po' con il campo. Kouamé a cercare Calabrò, palla che gli sbatte sulla testa, la ritrova Kouamé, qui anche fortunato. Calabrò prova a passare, chiuso, a lottare ancora Curcio. Kouamé suola e via. Strumbo prende campo, occhio però perché ha rubato palla Spanò. Tandara cerca di arrivare sul suggerimento, palla lunga, Coriano, scontro con Danna, Staiano, occhio alla sua grinta, prova a passare anche lui, adesso si va un po' a sprazzi, a folate. Francisco, De Cicco, sbaglia tutto De Cicco, adesso c'è campo per Curcio. Curcio a cercare ancora Spanò, palla corta. Curcio, controllo, Danna. Il cross sul primo palo, Tandara, gamba alta. Colpito Giuliani. Ti scusa, portiere avversario. 87. 2 più recupero al termine. Giuliani ancora a terra, sembra che ci sia bisogno dell'intervento dello staff, è così. Arriva l'intervento per Alessio Giuliani, classe 2001. È stata la prima riconferma del Sambiase di quest'anno, terza stagione per lui. 11 il Clichy nello scorso campionato di Serie D, 4 su 4 da titolare sino a questo momento. Sono 5 naturalmente con la gara di oggi, 4 in campionato e 1 in Coppa.
Vigor che aveva vinto i 2 precedenti incontri casalinghi. Foglia Manzillo aveva detto di preferire questo andamento, parlando un po' del pareggio come una mezza sconfitta nel campionato con 3 punti in palio, punto che sarebbe comunque importante ripartire dopo la brutta sconfitta di Gela, anche se naturalmente in un derby tutti vogliono sempre vincere. Coriano, occhio da Becron che prova a girarsi in aria, la palla non passa, adesso rilancio che colpisce il direttore di gara che fischia, si ripartirà con la palla a 2, che ormai però è diventata una riconsegna del pallone a chi ne era legittimamente in possesso. Passato veniva contesa dalle 2 squadre dopo il primo rimbalzo, 90° minuto, meno il nostro cronometro. Abbiamo avuto segnalazione del recupero, adesso muso duro tra Kwame e Marcellino. E qui si sente il clima da derby. Recupero che arriva adesso, dunque 5 minuti di recupero. E allora si giocherà sino al 96. Ci crede ancora il pubblico della Vigor. Sansone di testa, Curcio, rientro importante comunque quello del capitano, che se non ancora in perfette condizioni ha dato un importante contributo in termini di carisma e anche di ordine in mezzo al campo. Sicuramente con lui e Coppola, reparto importante quello della Vigor, come annunciato dagli S Caterino. Punta a ripartire questa categoria con una salvezza tranquilla per poi pian piano costruire. Siamo nell'extra time, 4 al termine. Sansone per Amendola, squadre adesso molto stanche. Vigor che però tenterà gli ultimi assalti. Danna per Staiano, Frasson capisce tutto, grande partita anche di Frasson. Tocco verticale, capisce tutto Curcio, ancora il suo mancino a cercare Tandara. Colombatti e Strumbo però sono ancora sul pezzo. Abecron controlla, prova a passare su Sansone, ancora Sansone, sbaglia l'appoggio per Amendola, cross in area di rigore, non c'è nessuno però. Curcio, tocco per Montebugnoli che però non ne ha più neanche per dare l'alleggerimento. Ardosci non sa che fare, alla fine opta per la palla verticale su Tandara. Colombatti, le ha prese tutte Colombatti. Kwame, ancora gli avversari sembrano davvero sbattergli addosso. Calabrò, non si è visto tanto. De Cicco, ancora De Cicco, fino in fondo, chiuso. Guerrisi guadagna la rimessa laterale. Adesso a terra c'è anche il nostro amato Mattia Sansone che, se
la gara dovesse finire così, sarà il nostro man of the match che sentiremo al termine dell'incontro. Adesso aiutato da Verdoshi, Sansone ancora in difficoltà, oltre 300 presenze tra Lega Pro e Serie D. Ultima stagione 33 presenze nel girone E di Serie D col Seravezza. Ha giocato però in Calabria con Rende e Montalto e anche nel girone I con il Rotonda. Match molto combattuto sul piano fisico, sul piano dei duelli. Non si è visto tanto da un punto di vista tecnico, anche perché, ripetiamo, il campo non ha aiutato molto i giocatori in campo, anche se un paio di situazioni ci sono state, una con Furiato, una possibile con Marcellino per la Vigor, la più clamorosa sicuramente il colpo di testa di Strumbo a 2 passi, tutto solo, colpito alto. Un'altra occasione l'aveva avuta proprio Strumbo, sempre a seguito degli sviluppi di un calcio d'angolo. Intanto non ce la fa Sansone per questi ultimi scampoli di gara. Lascia spazio a Francesco Lanciano, classe 2005, confermato anche lui. Vediamo se ci sarà un extra recupero. Stati praticamente fermi per oltre 1 minuto e mezzo per l'infortunio di Sansone, l'ingresso di Lanciano. Amendola, verticale, attento Colombatti, Kwame col tacco, Abecron è in fuorigioco. Anzi, no, non c'è extra recupero, non c'è più tempo. Il derby di Lamezia finisce 0-0, pari e patta tra le due squadre calabresi. E allora vi ringraziamo per averci seguito, ma rimanete con noi perché tra poco ci sarà l'intervista al Man of the Match. A tra poco!
con il direttore generale, con Vincenzo Curcio, il capitano della Vigor Lamezia. Allora Vincenzo, intanto bentornato in campo, ti chiedo questo finale, un saluto importante con il pubblico, nonostante non sia arrivata la vittoria, hanno compreso che ci avete messo il massimo oggi. Sì, sicuramente sapevamo dell'importanza della partita, della difficoltà della partita, però noi ce l'abbiamo messa tutta. Il derby, si sa, è una partita a sé e quindi il pubblico ha visto comunque che abbiamo dato il massimo. Purtroppo non è arrivato il risultato pieno, però siamo contenti. Ti chiedo Vincenzo anche com'è stato per te rientrare in campo dopo alcuni problemi fisici che abbiamo visto bene man mano che i minuti scorrevano. Sì, il rientro è stato dopo 3 partite, comunque non è facile rientrare in una partita così dove comunque l'agonismo era al massimo, non è stato facile, però è stato l'impatto iniziale, poi piano piano comunque mi sono sciolto ed è andata bene, dai. Ti chiedo anche Vincenzo qualcosa sulle condizioni del terreno di gioco che probabilmente man mano che scorrevano i minuti non vi ha aiutato, è stato anche difficile proprio il controllo del pallone. Sì, sicuramente il campo non ci aiuta, nel senso che noi ci alleniamo qua, quindi vuoi non vuoi la domenica non arriva in perfette condizioni. Sicuramente man mano che la partita, il tempo scorreva, non era facile giocare palle a terra. Primo tempo Vincenzo più ad appannaggio del Sambiase, poi pian piano siete venuti fuori, è mancato forse anche un po' di energia fisica per provare a vincere nel finale. Sì, primo tempo meglio loro, secondo comunque noi siamo entrati bene in campo, sicuramente il fatto che noi comunque abbiamo anche 4 ragazzi fuori over che ci potrebbero dare una mano in questo momento, eravamo solo in 3 in panchina over, quindi che vuoi, loro con i cambi comunque hanno dato pure un po' di freschezza in più. L'ultima per noi, ti chiedo, prossima partita, Sì. Impegno a Paternò, potrebbe essere l'occasione giusta per centrare la prima vittoria esterna importante. Sì, domenica andiamo a Paternò, non sarà facile perché comunque questo campionato ci insegna che tutte le partite sono difficili, però noi cercheremo di dare il massimo e di portare a casa i primi 3 punti in trasferta. E grazie a Vincenzo Curcio e complimenti Grazie a per voi, il suo rientro grazie a in voi. campo. Grazie, grazie. E grazie anche da parte nostra di tutto lo staff per aver seguito il derby Vigor Lamezia Sambiase. Da parte di Giampaolo Pasqualino è tutto, vi ricordiamo il punteggio: Vigor Lamezia Sambiase 0-0. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Ciao!